Con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, il Consiglio regionale ha approvato quella che in gergo tecnico si definisce deliberazione amministrativa per indire un referendum abrogativo della quota proporzionale nel sistema elettorale di Camera e Senato. Per il presidente Zaia, il Veneto ha dato un bel segnale nella direzione della governabilità con un modello riconducibile a quello vigente nelle regioni. Chi conquista la maggioranza, prendendo anche un solo voto più degli altri, ha detto Zaia, ha diritto ad avere una maggioranza qualificata per governare. La proposta referendaria è stata lanciata a livello nazionale dalla Lega. C'è la volontà da parte di 5 consigli regionali a livello nazionale nel portare avanti questa battaglia. Noi oggi per primi l'abbiamo votata a maggioranza. Speriamo che nelle prossime ore anche la Lombardia, il Friuli, il Piemonte, la Liguria e la Basilicata possano votare questo importante provvedimento e poi ovviamente aspetteremo la sentenza da parte della Corte Costituzionale se autorizzerà o meno questo importante referendum. Il Veneto diventa così la prima regione delle 5 necessarie ad aver approvato la richiesta di referendum abrogativo della legge elettorale nazionale. Il prossimo lunedì, se arrivano appunto anche gli altri consigli regionali, depositeremo questa richiesta di referendum per far sì che ci sia un'elezione di tipo maggioritario dove viene indicato chiaramente nel collegio il nome di un candidato ed essere certi che l'elezione dia un risultato immediatamente alla chiusura delle urne. Molto scettiche le opposizioni sia nel merito che nei modi in cui la deliberazione è passata a Palazzo Ferrofini. E dopo essere stata per lunghi anni a favore del proporzionale, improvvisamente si è convertita a Pontida per il maggioritario, ma è un maggioritario falsato che darebbe a un solo partito anche il 100% dei seggi. È una legge da Bulgaria, ma prima della caduta del muro di Berlino. Noi siamo sempre favorevoli al referendum, ma qui non si tratta di una proposta referendaria, questa è una pura sceneggiata politica che si infrangerà contro la Corte Costituzionale di qui a breve. Quindi non abbiamo deciso di prestarci a questa opera puramente mediatica. Polemiche respinte dalla maggioranza. È un modo per riportare ai cittadini la potestà di decidere sulla propria legge elettorale.